Allora, stasera non diamo il benvenuto, ma diamo il bentornato al professor Giovanni Ugas, docente di preistoria e protostoria all'Università di Cagliari, allievo del grandissimo intellettuale archeologo Giovanni Lilliu. La scorsa volta ci ha appunto tenuto compagnia illustrando le origini della civiltà in Sardegna. Oggi invece ci parlerà del tempo dei nuraghi. Io sono davvero contenta di poterla affiancare questa sera, penso che trascorreremo una serata davvero interessante, come già ci ha abituato la volta scorsa, però prima di iniziare chiamo qui il presidente dell'Associazione Per la Vita che organizza questa bellissima iniziativa stasera, iniziativa che è patrocinata dal comune di Serramanna. Mario Azzeni, prego. Omonimo, non è proprio omonimo, ma parente, no, neanche parente. Buonasera a tutti, io ho soltanto due parole perché già alle precedenti conferenze ho spiegato un po' qual era l'attività dell'associazione. Cerchiamo in qualche modo, sia attraverso l'archeologia ma anche in altri modi, di far conoscere un po' la storia della Sardegna, non soltanto ma anche per quanto riguarda anche l'ambiente, in modo da poter lasciare poi ai nostri figli qualcosa di ancora bello da poter godere. Niente, l'associazione appunto si occupa di questo. Adesso faremo questo ciclo di 4 conferenze, questa è la terza, la prossima sarà sul periodo punico romano, poi se va bene stiamo pensando di andare avanti magari prossimamente, magari o in autunno o addirittura l'anno prossimo, e continueremo con un altro ciclo di conferenze per arrivare un po' fino quasi ai giorni nostri, quindi parlare anche di periodo giudicale, periodo sabaudo, eccetera. Quindi vi lascio al professor Ugas, che ringraziamo, buon ascolto a tutti. Allora, come vi ho appena accennato, questo ciclo di conferenze è patrocinato dal comune di Serramanna, che ha creduto in questa iniziativa, e questa è la volta dell'assessore Giovanni Maccioni, assessore alla cultura, che ci dirà qualche parola. Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento di questo ciclo di conferenze. Un bentornato anche al professor Ugas, come diceva prima Maria Grazia, grazie insomma, per aver partecipato a questo nostro invito, al invito dell'Associazione Per la Vita. Quindi ringraziamo ancora una volta l'associazione per aver organizzato questo ciclo di conferenze, ma soprattutto insomma per quello che ci ha annunciato il Presidente, la possibilità poi di poter continuare con queste conferenze. Il tema di stasera sono le civiltà e la civiltà nuragica, quindi io credo che sia un'occasione per apprendere e scoprire sempre di più quella che è la particolarità insomma della nostra regione, quindi la civiltà nuragica. Quindi buona serata a tutti e buon ascolto, insomma ci sentiamo poi alla fine della serata. Grazie. Bene, allora senza oltre indugio io mi affido alle vostre avide menti al professor Giovanni Ugas. Prego. Grazie. Buonasera, ringrazio l'Associazione Per la Vita, ringrazio il Comune, ringrazio i presenti che hanno voluto così dare uno sguardo alla civiltà nuragica, una civiltà straordinaria, non meno delle civiltà prenuragiche. E la Sardegna recitò un ruolo formidabile nel Mediterraneo nel tempo in cui furono innalzati i nuraghi. Noi qui vediamo nella prima diapositiva, purtroppo la scrittura certamente non sarà letta facilmente. Scusatemi, sì, riprendo. Dicevo che parlerò della civiltà nuragica, una civiltà che ha lasciato straordinarie tracce nel passato, un passato in cui la Sardegna era protagonista nel Mediterraneo.
vedremo queste varie fasi della civiltà nuragica, che è complessa, inizia intorno al 1600 a.C. e prosegue con varie tappe, da una fase proto-nuragica cosiddetta, quindi dei primi nuraghi, che inizia intorno al 1600. Alcuni altri colleghi pensano ad un inizio precedente, al 1800, però noi non abbiamo materiali di queste culture che solitamente sono databili appunto a questa fase precedente del 1800 a.C. Ci sono quindi diverse facce sculturali caratterizzate quindi anche dal cambiare della ceramica, che quindi assume vesti diverse lungo tutto lungo il periodo. Quindi abbiamo diverse fasi: Saduricola, Montimanno, San Cosimo, Murumanno, Antigori, Oristano, per passare a Barumeni, nella fase geometrica, orientalizzante e arcaico. Quindi sono diversi momenti che caratterizzano appunto l'evolversi della cultura nuragica. Sostanzialmente il periodo nuragico si divide in 4 fasi. Una prima fase che è il proto-nuragico, cioè il periodo dei proto-nuraghi. Il secondo è dato dal periodo dei nuraghi evoluti, o cosiddetti nuraghi atolos impropriamente, e ancora poi la fase dei nuraghi templi, succeduta alla devastazione dei nuraghi, al decadimento, e quindi un cambiamento politico epocale che avviene intorno al 1000 a.C., e quindi il periodo che è detto anche il periodo dell'età del ferro, e dunque poi successivamente il periodo della resistenza, quando i sardi dovettero subire l'egemonia e il dominio dei cartaginesi e dei romani. E poi ancora c'è una fase resistenziale sotto i bizantini, vandali, bizantini e così via. A fianco all'evolversi della cultura materiale, quindi ai cambiamenti che riguardano la ceramica, gli utensili, le armi e così via, noi vediamo che c'è una sequenza di scritti da parte della letteratura greca classica che fa riferimento a eroi, a personaggi che avevano a che fare appunto con il mondo greco, il mondo quindi esterno alla Sardegna. Anche grazie a questi scritti è possibile risalire a quelli che erano certi eventi storici che altrimenti non riusciremo a percepire attraverso lo studio dei soli materiali archeologici. Sono questi i riferimenti a eroi come Aristeo, Iolao, Dedalo, Medusa e così via. Quindi c'è un riferimento a eventi che in veste mitica hanno riguardato la Sardegna e sono molto importanti ugualmente per valutare le relazioni tra la Sardegna e il mondo esterno. Iniziamo quindi a parlare dei protonuraghi. I protonuraghi si distinguono dai nuraghi cosiddetti classici, evoluti, perché presentano delle caratteristiche decisamente differenti. Innanzitutto i protonuraghi più antichi non hanno camere a piano terra, hanno un lungo corridoio che prima è passante e poi viene chiuso da una parte, e le camere sono al livello superiore, raggiungibili attraverso una scala. Quindi sono i protonuraghi già dei piccoli palazzetti, perché non sono come le capanne comuni, quindi si distinguono, sono diverse. E le camere sono al piano elevato e sono ellittiche, quindi diverse rispetto alle camere dei nuraghi che invece sono circolari. Questo lo vediamo successivamente. Vediamo quindi qui un protonuraghe con l'ingresso, questo è il fronte mora di Tiesi, e il corridoio e la camera superiore al piano superiore. Camera che è ellittica, non è circolare. Quindi i protonuraghi sono ben distinti dai nuraghi.
ma sono ugualmente dei palazzetti, è l'inizio di un percorso che poi va a finire appunto con i grandi nuraghi classici, questi grandi edifici. I protonuraghi poi si evolvono e a un certo punto presentano delle camere a piano terra anch'esse, ma sono sempre camere ellittiche o ovali e non circolari, vedete? Quindi la planimetria è diversa, così come anche sono degli edifici massicci con delle murature piuttosto robuste perché debbono contenere la camera anche al piano superiore. Contemporaneamente abbiamo dei protonuraghi che sono già più complessi, perché troviamo per esempio il Kugui di Argos, lo vediamo qui, che mostra due camere, praticamente quasi due torricelle, attorno a un cortile, e queste camere sono appunto ellittiche. E sopra vediamo il Talè di Sorgono, che è appunto un corridoio, che è un protonuraghe ma con una sola camera. Qui distinguiamo, possiamo cominciare a vedere già delle capanne, anch'esse ellittiche. Il protonuraghe più complesso che noi conosciamo è il protonuraghe di Sumulino di Villanova Franca, che poi si evolve in nuraghe evolute con tutta una serie di modifiche, di cambiamenti. È un nuraghe che ha una pianta sostanzialmente trilobata, protonuraghe, e ha una, come vediamo anche nella successiva planimetria, quindi abbiamo un corpo trilobato sia a piano terra sia nel piano superiore, con delle camere ugualmente ellittiche, ma ha la caratteristica, questo protonuraghe, di avere anche una cinta esterna, purtroppo indagata solo molto parzialmente, con dei corridoi che portano verso torricelle lunghe 13 metri. La planimetria che si può restituire è abbastanza strabiliante, perché sembra un disegno di stella, ma ovviamente è una restituzione che è ipotetica, perché non c'è uno scavo completo, quindi è solo un'ipotesi restitutiva. Il protonuraghe di Sumulino, quindi vediamo, ha le camere ellittiche come questa del Vanoè, che durante il primo ferro fu trasformato in un luogo sacro, in un tempio, e con un altare e quindi con una serie di elementi legati ai rituali sacrificali. La camera quindi ellittica è coperta con una volta che rientra verso l'alto ed è tronco ogivale, non è quindi l'ogiva piena che vedremo nelle camere successive delle nuraghi classici. Straordinario è il corridoio di una delle cinte esterne, che è il più antico corridoio e precede quello di Santo Antini di Torralba e precede tutti i corridoi delle fortezze, anche del Mediterraneo. I protonuraghi hanno dei parenti nelle isole della Corsica, a partire dalla metà inferiore della Corsica, al centro meridionale, e delle Baleari. Sono i talaiots e poi le costruzioni che in Corsica chiamano torra, che hanno delle parentele notevoli. Io non mi trattengo adesso a presentare queste costruzioni perché ci vuole molto tempo, insomma ho deciso proprio di tagliare velocemente, ma si poteva già fin da allora restituire quindi una visione di panoramica delle isole e delle torri, con appunto i nuraghi, i talaiots e le torri della Corsica. Le capanne, i villaggi quindi, avevano delle costruzioni con camere ellittiche come quelle dei protonuraghi. In effetti sostanzialmente quindi c'è un gusto architettonico che riguarda sia i protonuraghi, quindi questi nuraghi arcaici, che le case dei villaggi.
è una soluzione poi che vedremo continua anche nell'età nuragica e più evoluta. Talora si concepisce una cronologia più antica per la muraglia di Monte Baranta, che però noi ritroviamo vicino, anzi a chiudere e racchiudere un protonuraghe, quindi sostanzialmente sarebbe successiva la tipologia delle muraglie tipo Monte Baranta a quelle dei primi protonuraghi. Questo è un problema in discussione, perché occorrerebbe ancora indagare per capire meglio queste cose. Noi vediamo sopra appunto il recinto di Monte Baranta e poi la muraglia del nuraghe Frenegarzu di Bortigali. Nel periodo protonuragico abbiamo poche testimonianze di templi. L'unico che viene riferito a questo periodo è il tempio in Antis di Malchitu di Arzachena. Noi vediamo qui solo però questa immagine presa dall'atrio, manca la camera, cioè non si vede bene la camera, ma si tende anche attraverso lo studio dei materiali a datare il tempio di Malchitu a tempi successivi anche al bronzo finale. E in questo caso noi sotto, nella immagine successiva, vediamo un vero e proprio tempio in grotta, quindi un santuario in grotta, è quello di Subenazzo di Sant'Adi, dove sono state trovate migliaia di vasi inseriti l'uno dentro l'altro, che risalgono a tempi dei protonuraghi fino all'età del ferro, quindi è stata usata questa grotta sacra per un lungo periodo. Nel periodo del protonuraghi c'è già un'organizzazione del territorio. Per esempio nel territorio di Sardara, nell'agro di Sardara, sono stati individuati 9 villaggi e 7 nuraghi, protonuraghi, che probabilmente si spartivano già il territorio, quindi c'è un'organizzazione che è già in essere nel periodo protonuragico per il controllo del territorio, per le risorse e quindi la sicurezza dei territori stessi. Nel periodo protonuragico cominciano le tombe di giganti, quindi a partire dal XVI secolo iniziano le tombe di giganti. Qui vediamo la tomba di giganti di Lilolghi con una grande stele nel prospetto sul davanti, in questo spazio teatrale che è l'esedra emiciclo, e questa tomba racchiude una tomba più antica, cosiddetta Dalè, con l'abside anch'essa, questa è la parte absidata, la parte terminale, semicerchio, e quindi questa tomba più piccola risalente ad una fase precedente tra il 1008 e il 1006 a.C. Ciò che caratterizza le tombe dei giganti più antiche, almeno soprattutto del nord della Sardegna, sono le stele. La stela è centinata, questa centina superiore, che ritroviamo in Sardegna e in Egitto. Non la troviamo in altri paesi, non la troviamo in Grecia, non la ritroviamo in altri paesi occidentali, e fa presumere un contatto diretto tra la Sardegna e l'Egitto fin dal XVI secolo, cosa che poi è confermata da altri eventi e da altri documenti di carattere letterario, delle scritte. I protonuraghi, cioè le tombe dei giganti, sono caratterizzate dalla presenza anche dei betili che quindi succedono alle statue menhir, sono successive. Qui vediamo dei betili, cioè delle pietre che segnalano, sono dei cipi, quindi dei segnacoli delle tombe, che segnalano la presenza appunto delle tombe stesse, e
abbiamo sia i vetri cosiddetti mamellati con le mamelle, quindi rappresentano la Dea Madre. A Tamburi ci sono 3 tombe, probabilmente c'erano 3 triadi con un bettilo femminile che rappresenta certamente la Dea, e un bettilo maschile che probabilmente è il figlio e l'antenato, perché c'era il culto già dall'epoca prenuragica sia della Dea Madre che dell'antenato. Oltre che le tombe con la stele, ci sono delle tombe che hanno sul davanti un prospetto costruito in muratura. Questo è tipico soprattutto delle tombe del Meridione. Abbiamo la tomba, per esempio, di San Cosimo di Gonosfonadica, che è la tomba più grande, tra le tombe di giganti è quella più grande in assoluto, misura circa 30 metri di lunghezza. Qui vediamo invece sulla destra il corridoio tombale, che è il tronco ogivale della tomba di Dome Sorco di Siddi, sulla Giara. La ceramica cambia progressivamente durante tutto il periodo protonuragico. Inizialmente è una ceramica del tutto inornata, con vasi caratteristici che presentano ad esempio l'ansa a gomito, talvolta appunto ansa a gomito appiccata, ma noi andiamo avanti veloce a scorrere quindi la ceramica, perché è un prodotto importante che consente proprio di riconoscere le diverse fasi di sviluppo nel tempo proprio della cultura materiale nei vari periodi, quindi anche nel periodo nuragico. Succede nel XV secolo questa ceramica che è decorata con una decorazione plastica, quindi a nervature, a coppelle, ed è la ceramica che prende il nome dal sito di Montimanno di Serrenti. È poco attestata e alcuni colleghi praticamente tendono a ignorarla, ma ha dei confronti molto evidenti con le fasi culturali appenniniche dell'Appennino e quindi della penisola italiana. Succede un'altra fase ancora che è caratterizzata da ceramica decorata sia plastica ma anche incisa, impressa, con motivi anche a scacchiera, motivi metopali. La ritroviamo in varie tombe di giganti. Questa ceramica proviene dalla tomba di giganti di San Cosimo di Gonosfonadica. La cultura materiale di questo periodo protonuragico consiste non solo nella ceramica ma anche in altri appunto manufatti. Fondamentali sono appunto tra l'altro le armi. Abbiamo visto che iniziano le spade nella fase di Sant'Irosi di X Puzio e continuano successivamente per esempio nel protonuraghe di Sumulino di Vinona Franca, in altri siti sono ancora in rame arsenicato, e poi ci sono anche le spade in bronzo. Ci sono pugnali, sono ritrovati appunto nei nuraghi, nei siti vari del villaggio. Questo pugnale proviene da Saturricola di Muros, mentre invece quest'altro da Segorona di Villa Greca. Sempre a Villa Greca sono stati trovati i proiettili da fionda, quindi per la difesa venivano utilizzati anche i proiettili da parte dei frombolieri, e quindi c'erano già degli specialisti della fionda, dell'uso della fionda già dal periodo protonuragico. Scusate. In questa fase, la ceramica presenta caratteristiche, soprattutto nel XIV secolo, che ricordano certamente la cultura appenninica, e ci sono diverse forme. Qualche forma forse deriva proprio trovate in Toscana e nel Lazio, probabilmente deriva proprio dalla Sardegna, ma questo è un aspetto che occorrerà ancora approfondire. In questo periodo arrivano in Sardegna nel XIV secolo le prime ceramiche micenee,
E ovviamente a partire dalla seconda metà del XIV secolo iniziano i nuraghi evoluti, quelli classici. Qui vediamo il nuraghe di Sant'Abile, che è caratterizzato da avere una sola torre, ma generalmente e molto spesso i nuraghi hanno più torri, quindi sono edifici con, scusatemi, edifici caratterizzati quindi sia da elementi di difesa che controllano il territorio tramite le torri, sia altre costruzioni che sono veri e propri castelli con impianti planimetrici diversi. Quindi abbiamo i trilobati, i quadrilobati, i nuraghi attaccati, ce ne sono tanti, i pentalobati e così via. Quindi con bastioni che sono più o meno articolati. Questo abbiamo il nuraghe Santo Antino di Torralba, appunto con i 3 piani della torre centrale, i 2 delle torri laterali, e Santo Antino di Torralba poi è caratterizzato dalla presenza di splendidi corridoi che raccordano le diverse torri laterali. Sul nuraghe di Barumini ha 4 torri nel bastione, che è la parte centrale, poi c'è una cinta esterna ugualmente turrita, ma la parte interna, diciamo il cuore della fortezza, del castello fortezza, è certamente il bastione quadrilatero con 4 torri laterali e la torre centrale. Noi vediamo qui la pianta, la planimetria del nuraghe di Barumini. Nella prima fase aveva quindi un quadrilobato attorno alla torre centrale e 7 torri della cinta esterna o antemurale. E la ricostruzione del nuraghe di Barumini è questa, e noi vediamo qui poi da un lato la ricostruzione del nuraghe a Rubio di Orroli, che è un pentalobato, vedete 5 torri attorno alla torre centrale, al mastio, e però è importantissimo vedere una cosa anche qui, riguarda il nuraghe di Barumini. A un certo punto, intorno al 1150 a.C., quindi 2 secoli circa dopo la costruzione, c'è il bisogno di rinforzare il nuraghe, quindi di rifasciarlo. Viene occluso l'antico ingresso, che era questo, che era sorvegliato da 2 garitte, con un possente rifascio esterno, e l'ingresso viene portato a 7 metri di altezza. Quindi c'è una ragione di sicurezza. Evidentemente i nuraghi non si sentivano più, sicuri, e cercavano di rafforzare le difese attraverso costruzioni, attraverso aggiunte, ristrutturazioni del nuraghe stesso, sia nel bastione quadrilobato, sia anche nell'antemurale che è stato cambiato. L'antemurale, le torri dell'antemurale e le torri laterali sono caratterizzate dalla presenza di numerose feritoie, 10 e più feritoie su 2 piani, nei primi nuraghi classici. Per esempio a Barumini, io ho fatto il conto, c'erano almeno 220 feritoie. Le feritoie sono le postazioni per arcieri. Qualche volta si dice non è possibile che fungessero da feritoia perché sono strette qualche volta, ma in effetti è dovuto al cedimento quando alcune feritoie si restringono e quindi non possono consentire il lancio delle frecce degli arcieri. Ma questo perché appunto c'è un disfacimento del nuraghe, quindi un crollo di certe parti che impedisce appunto il funzionamento iniziale di quelle che erano appunto le feritoie. L'architettura dei nuraghi era un'architettura straordinaria, straordinariamente armonica e bellissima.
in queste toroi, in questi tagli angolari, tant'è che si può parlare appunto di architettura pregotica, cioè anticipa questo slancio delle strutture, delle parti architettoniche del periodo dell'architettura gotica. E non a caso poi gli autori classici greci ritenevano che solo Dedalo poteva aver costruito questi edifici straordinari, perché non era pensabile appunto che altre architetture potessero essere così maestose come quelle greche. E invece appunto sono l'evoluzione dell'architettura greca, certo con raccordi, con legami con l'architettura micenea, e non c'è dubbio che ci sono questi elementi di raccordo. Lo troviamo nelle camere di alcuni edifici e nei corridoi delle fortezze. Questo è uno dei corridoi possenti della cinta esterna del Santo Antine, della bastione del Santo Antine, che raccorda, ce ne sono 3, che raccordano appunto le torri laterali. E prima ho parlato delle feritoie, vedete che su 2 piani, nelle torri laterali, servivano agli arcieri per la difesa delle stesse torri. Il piano superiore delle feritoie poteva essere utilizzato tramite soppalco. Vedete qui i fori proprio per il soppalco ligneo, che doveva servire appunto per l'uso dello spazio superiore. Quindi noi dobbiamo immaginare le torri laterali, quindi con dei tavolati mediani o perlomeno delle fasce di tavolati a giro che consentivano l'utilizzo delle feritoie. L'architettura nuragica mostra legami fortissimi con quella micenea. Lo troviamo nel corridoio di Tirito, vedete, con questo taglio ogivale dei corridoi che ricorda quelli della fortezza di Santo Antine e già di Sumulino di Villanafranca, ma anche troviamo le nicchie e le feritoie ancora nelle mura simili a quelle appunto che troviamo nei nuraghi, anzi praticamente identiche, cioè con lo strapiombo, lo stesso, sono feritoie realizzate nello stesso modo. Una delle caratteristiche dei nuraghi arcaici è la bellezza che emerge innanzitutto nei terrazzi che noi oggi non possiamo vedere e che possiamo ricostruire attraverso i modelli di nuraghi, attraverso le mensole che sono state trovate nei crolli dei nuraghi o qualche volta eccezionalmente ancora conservate in parti del nuraghe. I nuraghe di Barumeni su Nuraghi aveva le parti superiori prima del rifascio, vedete questo è il rifascio, e prima del rifascio aveva quindi il piano superiore della torre laterale costruita con conci chiari, poi restaurati con conci intrachite, sono conci ben sagomati, quindi si creava un contrasto di colore, una bicromia che precede ovviamente l'arte romanica che noi conosciamo bene appunto nelle chiese in Sardegna. Qui vediamo l'ingresso sopraelevato a 7 metri che fu realizzato quando il nuraghe, il bastione, fu rifasciato e quindi ci furono esigenze di difesa. La scala non è una scala fissa ma mobile, retrattile, doveva essere in legno più che in corda, perché è molto meno agevole salire con una scala di corda, perché doveva essere ancora abitato un po' da tutta una famiglia di guerrieri, eccetera, quindi doveva essere praticabile questo ingresso, non reso difficile. Quindi caratteristiche di bicromia ritroviamo anche in altri nuraghi, per esempio come questo nuraghe Nurvi di Pozzomaggiore. Dicevo dei nuraghi che sono tutti svettati, scapitozzati, non sono rimasti mai interi, perché sono stati sistematicamente devastati. Ritroviamo, altrimenti sarebbero rimasti fino a oggi i nuraghi, perché sono costruiti in modo tale
per cui sarebbero rimasti fino ad oggi. Qui possiamo ricostruirsi attraverso i modelli di nuraghe, sia in bronzo come questo di Olmedo, che è quello di San Sperate, l'altro modello di questo trovato a Canevadoso di Carsi, in effetti è di Monteprama, oggi si è scoperto che è probabilmente di Monteprama, con un'eccezionale figurina di non semplice interpretazione, e con la torricella delle nuraghe della capanna 80 della Sala del Consiglio di Barumeni di Sunuragi, che mostra la garita superiore resa a cupoletta proprio della parte sommitale. Qui vediamo la ricostruzione di uno dei tanti numerosi modelli di nuraghe trovati a Monteprama, tra cui spicca questa ricostruzione con la cinta esterna che non viene rappresentata in altri modelli di nuraghe, salvo che appunto in alcuni modelli di nuraghe trovati proprio a Monteprama. Le mensole quindi sono quelle che consentono poi di capire come terminava la parte superiore dei protonuraghi, che richiamavano eccezionalmente i castelli medievali. Quindi queste mensole sono ancora in situ nel bastione di Sunuragi di Barumeni. Ho fatto anche il calcolo attraverso la distanza tra le varie mensole, quindi di quante potevano essere le mensole lungo tutta la cortina, e attraverso i modelli è stato possibile ricostruire anche grosso modo l'altezza del parapetto terminale che si elevava sopra le mensole. I nuraghi erano numerosissimi, torri e castelli, secondo uno studio fatto dal linguista Mauro Magia, arrivavano a 8.000 nuraghi almeno, quindi attraverso gli elementi linguistici. È importantissimo vedere già queste mappe relative ai nuraghi, questa è realizzata da Muri nel 1975, questa una mappa realizzata da Nurnet attraverso anche le segnalazioni di nuove segnalazioni che hanno consentito di aggiungere altri dati. Anche questo è un elemento positivo. I nuraghi erano sparsi dappertutto, controllavano tutto il territorio. Da un lato c'erano le torri di controllo, come ad esempio queste torri lungo il mare, sul mare, controllavano anche le coste, ma altri erano le sedi di castelli, piccoli e grandi castelli. Ci sono castelli privi di cinta esterna e castelli con cinta esterna, quindi dove era possibile alloggiare una grande guarnigione di soldati, e lì c'erano i capi più importanti. Noi possiamo pensare ad una struttura tribale con dei piccoli re in questi grandi castelli, dei piccoli invece capi del territorio nei castelli minori, e quindi una struttura sostanzialmente di tipo feudale. I greci, diciamo Diodoro Siculo e altri, parlano di re tespiadi, cioè di re che sarebbero venuti dalla Grecia, ma chiaramente noi ci troviamo sicuramente di fronte a dei capi che possiamo chiamare capi tribù, come li ha chiamati Tarameli, li ha chiamati Liviu, e possiamo continuare a tenere questa denominazione, tenendo presente appunto che per i greci questi erano dei capi che erano dei re, quindi dei re che avevano un potere su un territorio e quindi lo gestivano e lo difendevano, lo proteggevano, ma anche lo dominavano. La struttura che abbiamo visto nel protonuraghe cambia quindi decisamente, perché se nel periodo protonuragico avevamo circa 1500 protonuraghi, nel periodo dei nuraghi evoluti c'è un aumento esponenziale dei nuraghi, quindi si arriva a 8000,
e qui lo vediamo con un numero eccezionale sia di torri, di monotorri, quindi Nuraghe con la torre singola, sia di piccoli castelli che controllano quindi praticamente ogni palmo del territorio e quindi si gestiscono diciamo le risorse del territorio e contemporaneamente anche difendono il territorio. A fianco ai nuraghi, in questo periodo dei nuraghi evoluti, troviamo i templi. Non sono molti i templi in questo periodo, sostanzialmente si riducono, almeno quello che emerge, diciamo, dalle ricerche, ai templi a pozzo, i templi dell'acqua. Uno dei più antichi è certamente il tempio di Sant'Anastasia di Sardara, costruito con grossi massi poligonali. È ancora interessante osservare che probabilmente il tempio poteva avere 2 camere, come per esempio ce le aveva il tempio di Ispirois di Villa Puzzu, che diversamente è costruito con lastre, perfettamente con lastre. Sono costruzioni, così come i nuraghi, che usano una malta di argilla molto forte e consistente. Non sono costruzioni a bullo, a secco, come spesso si dice. I nuraghi sono costruzioni invece fatte con l'uso dell'argilla, un'argilla molto solida, probabilmente utilizzando anche collanti. I templi a pozzo nuragici hanno delle analogie straordinarie, per esempio con i pozzi di altre regioni, in particolare questo di Giarlo in Bulgaria, dove si trova anche la città antica di Serdica, e che è un pozzo simile a quello di Ballao. Presenta quindi una canna che pescava l'acqua in profondità e quindi con una sorta di pozzo all'interno della camera del tempio cosiddetto a pozzo. In effetti si doveva dire tempio a camera per esattezza. Comunque, al di là della denominazione, è importante verificare appunto queste analogie formali che segnano un rapporto molto stretto tra la Sardegna e altre aree anche dell'est del Mediterraneo. Qui vediamo a Zakros in Creta lo stesso un pozzo con una camera circolare e la scala di accesso al pozzo stesso. Le relazioni con l'architettura del Mediterraneo le cogliamo a Micene nella fonte Perseia, con questo corridoio scala che presenta il trilite come nelle tombe di giganti, questa struttura trilittica, il corridoio a taglio ogivale, vedete la scala, e questi siamo in un periodo che è correlato proprio a quello dello sviluppo dei pozzi sacri in Sardegna e di alcune poi fonti letterari che parlano dei movimenti dei sardi in Laconia e in Grecia e nell'est del Mediterraneo. Possiamo andare avanti, quindi vedere in questo periodo le tombe dei giganti, abbiamo detto, sono con prospetto in muratura e le camere hanno un taglio ogivale come appunto le camere dei nuraghi. Quindi questo abbiamo Quartucci Sconcas e sotto la planimetria della tomba di Biruli di Lassia. Questo sviluppo dell'architettura lo vediamo appunto nelle tombe, quindi vedete questi tagli ogivali, nelle tombe di questo periodo, dell'età del bronzo recente, quindi parallela a quella dei nuraghi classici, con queste strutture. Qui si è conservata bene la copertura, la tomba di Madao di Fonni, e l'esterno che invece richiama poi le tombe delle Baleari, le navettas
della civiltà talaiotica. Qui troviamo appunto questa di Estudons di Ciudadela, e quindi sia per la planimetria sia per l'elevato richiama appunto le tombe sarde, le tombe di giganti sarde. Le analogie quindi col mondo miceneo emergono sia nella tomba di Atreo, questa meravigliosa camera che è alta 14 metri, i nuraghi, le camere dei nuraghi che noi conosciamo arrivano a 12 metri, non oltre per il momento, hanno un diametro inferiore. Però vediamo poi la vicinanza proprio con le costruzioni micenee anche nella tomba dei geni di Tirinto. Vedete, se uno così non sa, non c'è una didascalia eccetera, dice quello è un nuraghe, e in effetti la tecnica costruttiva, le forme sono le stesse. Il periodo del bronzo recente ovviamente propone nuove armi. C'è un'evoluzione delle armi precedenti, ci sono sia i pugnali, le spade, le punte di giavellotto e le punte di frecce, le cuspidi di frecce, sia in bronzo e sia ancora in ossidiana o in selce. Sono state trovate in varie località nuragiche. Con l'inizio del bronzo recente la ceramica di nuovo diventa inornata. Quindi vedete che ci sono questi cambiamenti continui. Siamo quindi nella ceramica del XIII, del fine XIV secolo fino al 1150. Caratteristiche sono le ceramiche grigio ardesia, e queste ceramiche le ricorderemo più avanti. Vedete le tipologie delle ceramiche grigio ardesia, queste stesse, queste sono di Samassi, queste ceramiche, dalla località Zargidas, e se avessi avuto ceramiche a disposizione di Serramanna avrei messo quelle, ma c'erano queste di Samassi, importantissime perché appunto sono caratteristiche anche queste ceramiche gialle che richiamano l'oro, così come ceramiche grigie richiamano l'argento, sono i colori dell'argento e dell'oro sostanzialmente queste ceramiche. Scusate. In questo periodo in Sardegna arrivano molte ceramiche micenee. Vediamo qui le nuraghe Antigori o dal nuraghe Rubio di Orroli, e altri materiali come sigilli in olivina, uno da San Sperate, questo è un calco, delle collanine in vetro e pasta vitre ancora, sempre di produzione orientale, soprattutto del vicino orientale, e però troviamo per converso anche ceramiche nuragiche a Creta e a Cipro. Ma allora chi sono? Sono i sardi che portano le ceramiche, sono i micenei che portano, i cretesi che portano le ceramiche in Sardegna. Ebbene, queste ceramiche le portavano i sardi e quindi erano loro che trasportavano questi materiali, perché sono state trovate in Creta e Cipro ceramiche nuragiche fatte con argilla locale del posto, e lo stesso altre ceramiche che sono state restaurate col piombo sardo lì sul posto, e questo significa che i sardi erano in questi luoghi, erano a Commos in Creta, erano a Pilaco Chinocremos, alla Sultateche e altri siti di Cipro, e quindi chiaramente i sardi avevano rapporti notevoli e straordinari appunto con le varie isole del Mediterraneo e con altri luoghi, come vedremo, perché per esempio il piombo sardo è stato trovato anche in altre località. Queste sono le ceramiche nuragiche trovate a Cipro, a Pilaco Chinocremos, alla Sultateche e così via, risalgono alla seconda metà del XIII secolo. Queste sono le ceramiche
il confronto tra ceramiche trovate a Elahuat, dove sono stati fatti scavi anche dall'Università di Cagliari, e le ceramiche di Elahuat e le ceramiche sarde. È stato trovato un solo frammento di ceramica grigiardesi che può essere di derivazione sarda, ma certamente c'erano dei contatti tra queste località del vicino Oriente, oggi Israele, ma al confine con l'area palestinese, e quindi le ceramiche della Sardegna. È il periodo questo in cui i popoli del mare, i Licciardana, si insediano nel vicino Oriente dopo aver sconfitto i grandi regni dell'Egitto e degli Ittiti, e quasi certamente anche dei Micenei, perché nello stesso periodo cadono anche i regni micenei ad opera appunto di queste popolazioni. I Licciardana vanno individuati e vanno identificati con i sardi per tutta una serie di ragioni. Ovviamente io qui non sto a parlare di questa tematica, che è molto complessa e richiederebbe molto tempo. C'è da dire che sia attraverso i dati dell'archeologia che attraverso le fonti letterarie che parlano di insediamenti sardi a Creta, nella Grecia, in Laconia, eccetera, si deve quindi prospettare l'ipotesi che i sardi si siano insediati in diverse aree del Mediterraneo orientale, quindi Licciardana sono i sardi e i sardi appunto sono Licciardana, perché ci sono prove archeologiche che portano a individuare prove di carattere anche più labili, quelle di carattere linguistico, ma tutta una serie di elementi, soprattutto quelli dell'archeologia e della letteratura antica, che portano in questa direzione inevitabilmente. Nel periodo in cui gli Licciardana e gli altri popoli del mare mettono piede, quindi occupano Cipro e tutte le altre aree costiere del vicino Oriente, a Cipro stessa appaiono per la prima volta i bronzi con i guerrieri armati con l'elmo cornuto e lo scudo tondo. Questa figurina è molto importante e interessante perché ha ai piedi sopra un lingotto a pelle di bue. Il lingotto a pelle di bue vuol dire il rame, vuol dire il possesso del rame da parte di questa figurina e quindi la conquista. Ed è un fatto straordinario, appunto, che sostanzialmente un racconto ideologico che porta a vedere appunto in questa figurina una divinità del popolo che ha conquistato, che ha occupato Cipro in questo periodo. Ovviamente l'elmo cornuto porta ai Licciardana e porta ai Sardi. Scusatemi, c'è solo... Sì. Questa immagine è rimasta piccola, scusate, non è la mia intenzione. Ci mostra questa immagine il fatto che il rame, che è l'elemento fondamentale per le armi, per l'economia del tempo, un po' il petrolio di oggi, si trova soprattutto in Sardegna. Cioè il rame cipriota, che era diciamo la base fondamentale di tutta la produzione metallurgica del rame, appunto si trova prevalentemente in Sardegna, cioè il rame cipriota soprattutto ha raggiunto la Sardegna. Questo è un dato fondamentale e importante perché fa capire poi la ricchezza della civiltà sarda a partire dal periodo di circa 1180 a.C., in cui i popoli del mare, quindi anche gli Licciardani e i Sardi, sono insediati nel vicino Oriente. E quindi allora compaiono in Sardegna tantissimi lingotti, i talenti, quelli più grandi, di 33, di 36 kg, che hanno dei marchi di tipo cipriota, perché evidentemente provengono da lì, sono stati portati da Cipro in Sardegna.
probabilmente in parte sono oggetti di bottino fatto dai sardi a Cipro in questo periodo. Abbiamo detto prima, ho annunciato, che in questo periodo, subito dopo la conquista da parte dei popoli del mare delle regioni dell'est, avviene un fatto importante. In Sardegna, appunto, i nuraghi hanno grossi problemi. Quindi c'è il rifaccio, come ho detto in precedenza, che viene fatto a Barumeni, quindi con l'ingresso sopraelevato, ne ho parlato anche in precedenza di questo. Quindi c'è un periodo di insicurezza all'interno della Sardegna e dopo neanche un secolo e poco più, sostanzialmente i nuraghi vengono abbattuti. Lo vediamo successivamente. Dopo la caduta dei nuraghi, però, i villaggi si ingrandiscono. Ci sono case che tendono ad aggrupparsi, quindi case di tipo signorile, più grandi, e c'è un cambiamento epocale. Questa è stata un'immagine che faceva vedere speriamo che ci sia poi più tardi, la capanna nella sala del Consiglio di Barumeni. Caduti i nuraghi, emerge il ruolo del villaggio. Attraverso che cosa? Attraverso le sale del Consiglio, le sale degli anziani. Le sale degli anziani sono ovviamente il cuore politico delle comunità locali e ci sono quindi dei cambiamenti epocali. Anche l'architettura cambia. Vediamo nei villaggi, per esempio del Campidano, la presenza di case che prima erano monocellulari e poi diventano case complesse con muri rettilinei costruiti in mattoni di fango. I mattoni di fango però in Sardegna appaiono già nel Neolitico, a partire dalla prima metà del IV millennio a.C. a Selagius erano già delle case, degli edifici con dei mattoni di fango, costruiti con mattoni di fango. La ceramica in questo periodo, il bronzo finale, cioè subito dopo la caduta dei nuraghi, è una ceramica per lo più inornata, con qualche piccolo cambiamento verso appunto qualche piccola forma decorata. Continuano i materiali importati, anche nelle ceramiche, qualche ceramica locale dipinta, come questa ciotola da Sumulino di Villanova Franca, e sono le ceramiche cipriote di questo periodo che sono state trovate in vari nuraghi, in particolare ad Antigori, e qui qualche elemento di ansa anche sono sperate. Le spade di questo periodo sono spade più lunghe e richiamano le spade cosiddette le spade terribili, che secondo certi autori sono state quelle utilizzate dai popoli del mare nelle loro conquiste nel vicino Oriente. Qui vediamo sia la spada da Siniscola, che è intera, sia quelle spade di Monte Seida di Decimo Puzzu, che vengono considerate tipo Huelva e quindi di origine iberica, ma io non ne sarei molto sicuro circa l'origine di queste spade. Potrebbe essere anche il contrario. In una fase successiva avviene appunto ancora un cambiamento. Intorno al 1000 a.C. appunto i nuraghi vengono distrutti e troviamo di fronte a cambiamenti sia nelle ceramiche sia anche in altri materiali. E lo vediamo qui, ecco, questa è l'immagine precedente che volevo farvi vedere, ed è spostata
riguarda la sala del consiglio di Banumini, che diventa il nuovo cuore della comunità. Non è più il Nuraghi è abbattuto e la sala del consiglio diventa il centro della comunità. Sala del consiglio che viene rappresentata anche in un bronzetto che è stato trovato a Sarda, con al culmine una figurina di una divinità che beve da una coppa. È importante sottolineare che i nuraghi vengono distrutti in gran parte, o perlomeno vengono devastati, vengono svettati e vengono trasformati, alcuni di essi, in templi. Questo lo vediamo avviene dopo il 1000. Prima, in precedenza, non ci sono resti che fanno pensare ad un utilizzo sacro dei nuraghi. Non ci sono né elementi di culto, né riti, né statue, nulla che faccia pensare all'utilizzo dei nuraghi come templi. Ma sono fortezze, indiscutibilmente sono le residenze fortificate, sono dei castelli e delle torri, esattamente come i castelli e le torri medievali. Qui vediamo sostanzialmente un nuraghe ristrutturato con delle porte e finestre, riquadri, e questo avviene, è il cosiddetto doppio bettiro che viene da Santa Vittoria di Serri, e qui invece vediamo un nuraghe ancora una volta svettato nelle parti superiori, nei terrazzi, e all'interno vediamo la camera con una figura sacerdotale. È la prova della trasformazione del nuraghe in tempio. Qui vediamo infatti sul mulino di Villonafranca, dove il nuraghe presenta l'altare. L'altare è nei livelli che datano al X, IX, VIII secolo a.C. Quindi questa è una ceramica, questa è una lucerna del X secolo. Inizia l'offerta delle lucerne, quindi alla divinità. Divinità che è da riconoscere nella dea luna, perché sull'altare è presente il crescente lunare. Quindi il riferimento dal punto di vista ideologico è quello legato ad una divinità della luna, ma anche allo stesso nuraghe, ormai deificato, diventa Norax, diventa l'eroe Norax lantenato, che viene rappresentato come nuraghe. Qui vediamo una tavola per offerte con delle coppette per il vino, sempre da Sumulino di Villonafranca. Scusate. In questo periodo, quindi subito dopo il crollo dei nuraghi, nel bronzo finale c'è un uso, la costruzione di ulteriori templi, in questo caso di ulteriori templi a pozzo, con dei conci perfettamente sagomati, zodomi cosiddetto, sia quello vediamo con le Santa Vittoria di Serri e di Pedocanopoli di Perfugas, dove osserviamo anche l'uso di conci bugnati, cioè con queste sporgenze laterali. Quindi delle costruzioni veramente architettoniche di grande pregio. Vediamo il tempio di Oruna in Sudempiesu, dove è rimasta ancora parte del timpano della costruzione dell'atrio, della parte quindi superiore, che culminava, a giudicare dai ritrovamenti del Taramelli, con un fascio di spade. I templi però non sono solo quelli dell'acqua, ci sono i templi cosiddetti a Megaron o in Antis, e sono soprattutto i templi dedicati a una divinità celeste. Non c'è il culto dell'acqua, anche se qualche collega dice che ancora bisogna vederli come templi dell'acqua, perché c'è qualche bacile che contiene acqua, ma l'acqua serve ovviamente per le cerimonie lustrali, quindi è necessario sempre la presenza dell'acqua, ma non c'è il tempio dell'acqua. E qui è interessante questo tempio che si chiama
Saddomo de Orgia, cioè la casa di Orgia, la casa della dea, quindi è il tempio della dea Orgia, che è il nome di un'antica divinità che è rimasto in questa zona centrale della Sardegna, zona della Barbagia, ed è interessante perché sono stati trovati diversi reperti importanti, in particolare i bronzetti, che narrano una storia importante, soprattutto, tra l'altro, la presenza della dea della sacerdotessa, scusate, che presenta le colombe. Le colombe, di cui vediamo qui un'altra colomba intera, grande, che indica quindi il legame di questa costruzione del tempio di Domo di Orgia, quindi con una divinità della fertilità. Le colombe sono legate anche all'amore, ai matrimoni, quindi ha una valenza che è quella appunto di una dea della fertilità, Orgia, diversamente da Diana, che è legata invece al mondo funerario, è corrispondente di Artemide, ma vista come quella dell'arco che uccide, quindi legata alla morte e alla sfera, quindi ctonio funeraria. E in questo periodo nasce anche la necropoli di Monteprama, quindi siamo nel periodo successivo alla caduta dei nuraghi. Il villaggio stava da un lato, la necropoli stava dall'altro lato di una strada che attraversava il confine tra appunto il villaggio e la strada, e la necropoli proprio si estende proprio a fianco della strada, già a partire con l'allenamento delle tombe, vedete, a Pozzetto, già dagli inizi della necropoli intorno al 1000 o poco più tardi, e quindi che si risponde intorno alla strada che doveva essere quindi già preesistente, già fin da allora, da quel periodo. Qui vediamo in basso le tracce delle carraie della strada stessa. Quindi le tombe, le grandi statue che conosciamo, si disponevano lungo le tombe, quindi sopra le lastre di chiusura delle tombe che si trovavano lungo strada, quindi era una sorta di viale, che era delimitato dalle tombe, quindi una strada sacra. I carri erano già conosciuti e le strade erano già conosciute almeno dal XIII secolo a.C. Lo vediamo a Selagius, nel villaggio Nuragio e Bievalma, sono state trovate le carraie di una strada che ha restituito anche della ceramica micenea del XIII secolo, quindi è certa la cronologia a questo periodo, quindi delle prime strade e dei carri sia carri per cavalli, questo è qui, e la strada di Monteprama doveva essere percorsa soprattutto da cavalli, da carri trainati da cavalli, e invece i carri trainati da bui con ruote pesanti, come questo esempio che ci ricordano questi carri a bui della tradizione contadina sarda. Questi carri sono proposti nella navicella di Crotone, questa qui trovata a Crotone, quella navicella nuragica in bronzo trovata a Crotone. Dicevo che dopo la caduta dei nuraghi c'è una ricchezza enorme che arriva in Sardegna, ma questo probabilmente perché i nuraghi stessi sono stati depredati, quindi arriva il rame verso il 1000, verso il XII secolo, dopo che si insediano i popoli del mare a Cipro, ma una grande quantità viene sostanzialmente ereditata successivamente
dai villaggi quando crollano i nuraghi. Quindi ci sono stati trovati tantissimi ripostini nei nuraghi, come questo di Sardar Sant'Anastasia della Capanna 1, che qui, qui abbiamo il tempio di Sant'Anastasia, il tempio a Pozzo, quello più antico, un'altra capanna all'interno di un grande recinto che doveva appunto percorrere una grande area per recingere un altro tempio a Pozzo e probabilmente altri ambienti che sono ancora da scavare. È importante appunto che questi lingotti poi sono quelli frammenti dei lingotti a pelle di bue, ma ci sono anche altri materiali importanti. Il lingotto è importantissimo, ovviamente è la base, ripeto, dell'economia, il lingotto in rame, e viene riprodotto anche sui vasi, per esempio questo di Maseni nel villaggio nuragico di Coicaso, scusate, Sant'Anna Resi, non di Maseni, questo è il riferimento, è rimasto per un'altra località. E vediamo lingotti anche con anse aikis cosiddette che richiamano anch'esse probabilmente il lingotto a pelle di bue. Questo è un vaso trovato a Genova Maria di Villanuovo Foro. La metallurgia ha uno sviluppo straordinario. Il rame quindi favorisce proprio lo sviluppo della metallurgia e si utilizza non solo lo stagno che proveniva soprattutto dalla penisola iberica, ma dall'origine dalle isole britanniche, dalle isole che si trovano in prossimità della Gran Bretagna, ma in Sardegna poi anche lo zinco e quindi poteva ottenere il l'ottone. Infatti in questo periodo si trova l'ottone e viene impiegato il piombo, ugualmente per il restauro soprattutto dei grandi vasi, e poi saranno utilizzate anche per il restauro e per la sigillatura dei conci e per il legame proprio tra i vari conci, per tenerli uniti nelle costruzioni. Ad esempio in templi a Pozzo sono state trovate anche proprio delle barrette utilizzate barrette di piombo utilizzate appunto per saldare e collegare i vari massi, i vari conci. Quindi la Sardegna era anche ricca di argento, ovviamente, quindi aveva una metallurgia formidabile. E qui da Sardar provengono anche dei materiali che ci indicano la fusione a cella persa che veniva utilizzata proprio per la produzione metallurgica. Quindi abbiamo delle matrici, pezzi di matrici, e in questo caso anche i chiodi ancora all'interno delle matrici dopo la cottura. Ovviamente la metallurgia è molto ben rappresentata in ambito nuragico di questo periodo, tra il IX, X, VIII secolo e fin comunque a partire dall'XI secolo, quindi con gli utensili che servono per la metallurgia, quindi martelli, pinze da fonditore, palette eccetera, e le matrici. Sono state trovate tantissime matrici per le armi, per gli utensili e così via, che indicano che gli utensili e le armi venivano prodotte proprio in Sardegna, e queste in vari luoghi della Sardegna sono state trovate. Oggetti in argento come questo barciale da Montezuiga di Tiretto, ovviamente i lingotti in piombo, soprattutto straordinari ritrovamenti dei lingotti di Sant'Anastasia di Serri, di Sant'Anastasia di Santara, dove nella capanna 1 sono state trovate 13 lingotti per un peso di quasi 2 quintali, quindi una quantità straordinaria. E così come tanti lingotti sono stati trovati sulla spiaggia di Ardus, Dome Sorcu, e forse erano legati al trasporto di una nave, quindi che è affondata sulle coste e che trasportava lingotti
molti lingotti di piombo, oltre che anche questi lingotti di stagno riconducibili al periodo nuragico. In questo periodo la ceramica nuragica raggiunge anche le isole Eolie. E non è facile capire qual è la ragione della presenza di molte ceramiche nuragiche nel IX secolo nelle isole, perché subito dopo la presenza di queste ceramiche il castello di Lipari viene abbandonato, ed è possibile che questo sia opera proprio dei Sardi, che evidentemente erano in movimento nella penisola italiana. Teniamo presente che in questo periodo ci sono molti rapporti con l'Etruria, e l'Etruria che ha delle relazioni anche con la Campania e quindi con l'Italia meridionale. E nell'Italia meridionale c'è un popolo dei Serdaioi che si ritiene siano i Sardi, e che quindi, perché poi questa notizia va messa con quella di Teodoro Siculo, secondo il quale i Sardi si stanziarono nei dintorni di Cuma, questo dopo la caduta dei Nuraghi. Esattamente si stanziarono a Cuma i re cosiddetti Tespidi, cioè i capi tribali. Dopo la caduta dei Nuraghi si stanziarono quindi a Cuma e in altre località italiane. Nel IX-VIII secolo c'è una ceramica caratteristica che si diffonde enormemente nei villaggi, perché i villaggi si ingrandiscono, ed è la ceramica cosiddetta geometrica per le decorazioni che essa presenta. Sono decorazioni impresse o incise con motivi vari, cerchieli, zigzag e così via, e che noi ritroviamo in varie appunto località, in vari siti. È un periodo questo in cui cominciano, questo dal IX-VIII secolo, in cui si intensificano i culti nelle aree nuragiche, e gli stessi nuraghi, come ho detto, sono trasformati in tempio. Vediamo in questo caso l'offerta delle lucerne nel tempio di Sumurino di Vinolafranca, nel Sacello, quindi con un numero straordinario, centinaia e centinaia di lucerne che venivano offerte insieme a monili, collane in cristallo di rocca, ambra, argento, oro. Quindi c'è una profusione di materiali che viene offerta in questo periodo, che denota la ricchezza di questi templi, ricchezza che è stata depauperata ovviamente dai predatori successivi, dai cartaginesi, dai romani e anche dai cercatori di tesori, dei successors dei periodi successivi. Quindi noi non dobbiamo pensare che ciò che si trova è quello che c'era, è solo quello che è rimasto di ciò che c'era, che devono essere appunto dei luoghi con dei materiali straordinari. Un altro sito importante di questo periodo è Sardara, una delle capanne, la capanna 1, che probabilmente era la capanna di dei magistrati, dei capi locali, perché ci sono dei sedili da una parte e dall'altra attorno alle nicchie, che caratterizza appunto probabilmente una sede di una capo importante, più che di una sala del consiglio, come inizialmente faceva pensare la presenza dell'altare al centro. E comunque era un'area sacra questa, cioè un'area in cui venivano effettuati dei riti sacri, con la presenza anche della torricella nuragica che era alla sommità, al culmine di una base d'altare costituita da vari elementi che erano l'ultima delle quali ha gli infissi per la presenza degli oggetti in bronzo. Naturalmente era una corona proprio di bronzi figurati o di armi attorno appunto a quella che doveva essere la torre
nuragica. In questa capanna è stato trovato un ripostiglio con dei bacilli e un grande contenitore, un orcio che era pieno di oggetti in bronzo. Purtroppo non c'erano bronzi figurati come le figurine che io mi aspettavo, che è stata un po' una delusione questa, ma non certo una delusione considerando tutti i materiali, sia in ceramica, vedete, che sono stati trovati in questa capanna, e i grandi bacilli in rame, che sono stati poi anche in cui sono stati utilizzati anche parti in zinco, e quindi erano sostanzialmente oggetti classificabili come oggetti in ottone, con delle anse a noto, varie decorazioni fatte col bulino, presenze di pugnali, di spade, di utensili e così via. E nei luoghi sacri ovviamente non potevano mancare certi rituali, come ad esempio l'offerta delle focacce, come testimoniano le matrici in terracotta decorate, trovate in vari siti nuragici. Matrici che richiamano il disegno della rosa solare con i vari raggi, e quindi anche che, come è possibile, che ci sia un richiamo anche alle scansioni dell'anno in mesi e così via, cose che vanno valutate con molta attenzione. E questo è un periodo in cui appunto abbiamo visto il recinto delle feste nel sito di Seli, di Santa Vittoria, ma c'erano anche dei teatri, degli spazi teatrali, sia con i gradini, come quello di Fontana Sansa, o quello di Biti, il romanzeso di Biti, che a mio avviso non è una vasca per l'acqua, anche se c'è un tempio a pozzo non lontano, ma è appunto uno spazio teatrale, come questi e come questo che noi conosciamo nel villaggio nuragico di Sarkesforos, vicini ai templi, vicini alle costruzioni del villaggio. Ovviamente c'erano teatri e così via, non dovevano mancare gli spettacoli, e quindi non dovevano mancare i lottatori, non dovevano mancare i suonatori di cetra, i suonatori di launetas e anche i cantori. Noi li vediamo appunto in una serie di bronzetti che provengono dai vari siti, da Monte Arcoso di Uta i lottatori, ovviamente da San Giovanni Suergiu il suonatore di cetra, da località, da Ittiri il suonatore di launetas e il cantore da Santa Lulla di Oluna. Abbiamo detto della necropoli di Montebrama, che inizia intorno al X secolo con le sepolture a pozzetto. Sono le sepolture a pozzetto che sono caratterizzate dalla presenza di un tumuletto di terra. Successivamente invece le tombe lungo la strada vengono rifacciate con delle lastre in parte e comunque coperte con dei lastroni. Sopra queste coperture, le lastre, vedete, si elevavano le lastre, si elevavano le statue. Oltre che le statue sono da tenere in considerazione i betili, e qui vediamo questi betili con oculi, è sempre la dea in questo caso funeraria, la dea che sorveglia e che garantisce un futuro alle anime. E qui vediamo invece la presenza dei numerosi betili, cioè qui vediamo alcuni dei numerosi betili,
attraverso i quali, come abbiamo detto, è possibile ricostruire la stessa forma dei nuraghi. I nuraghi, appunto, che sono rappresentati in tantissimi siti, in tantissimi luoghi, l'abbiamo detto anche con la ceramica, oltre a quelli che abbiamo già visto in precedenza, quindi disegni schematici, anche in questo vaso di Sant'Anastasia di Sardara. Cerchiamo di accelerare perché è tardi, non siamo molto lontani dalla conclusione, ma bisogna camminare un po'. È un periodo in cui anche la navigazione viene attestata, non solo i carri, quindi il movimento terrestre, ma vediamo anche il movimento per mare con le navi che vengono offerte, navi a forma cioè le lucerne in qualche caso, cioè, che sono a forma di navicelle, come quella in bronzo da Pipizu di Orroli, che è interessante perché ha la sagoma, la forma delle navi da guerra, come troviamo per i popoli del mare. E ancora la navigazione è attestata ovviamente dalle tante navicelle dalle tante lucerne a forma di navicella trovate nel nuraghe di Sumulino, e ovviamente non si possono non tenere in considerazione le ancore e pietre trovate in alcune località costiere della Sardegna. È un periodo in cui circolano nuove armi, quindi l'età geometrica, con puntali cuspidi di giavellotto, delle spade come quelle di Sant'Irosi. Queste provengono da un ripostiglio di 40 spade che sono lunghe tra 90 cm e 1,40 m, e altre tipologie di spade che, come questa cosiddetta pistiliforme, che è quella che è imbracciata, che è impugnata dal capo tribù, dalle statue di capo tribù, e viene da Oroedi di Silanus. Il richiamo alla simbologia e alla ideologia delle armi proviene da questa insegna oplolatrica, quindi insegna militare, che è stata trovata a Padria e che richiama in parte probabilmente il sacello con degli acroteri con le corna dei cervi. In questo periodo si diffondono le brocche ascoidi sarde nuragiche insieme a vari bronzetti, navicelle e bronzi figurati in Toscana, quindi nell'Etruria. Sono molti i materiali sardi che fanno pensare a contatti intensi in questo periodo, e probabilmente anche al trasferimento di sardi nell'Etruria. Non dimentichiamo che c'è un riferimento di Festo che dice che il re di Veio era sardo, e quindi confermando in qualche modo e sostanzialmente sottolineando che questa presenza di molti materiali nuragici forse è legata anche al trasferimento di gruppi di sardi nella Toscana. Ceramica nuragica raggiunge in gran numero anche nella penisola iberica. Si trova spesso con le prime ceramiche fenicie, e questo rivela che i sardi fungevano da apripista proprio per il commercio fenicio, che interessava ovviamente la produzione metallurgica e minerali, soprattutto della penisola iberica. È un periodo in cui viene sostanzialmente idealizzato l'eroe guerriero, quindi i guerrieri di un passato che viene riproposto, quindi gli antenati. E abbiamo i frambolieri, quindi chiamiamo appunto l'uso delle pietre da fonda che abbiamo visto già nei protonuraghi, frambolieri, quindi spadaccini con le spade corte e le spade lunghe, e le grandi spade, gli arcieri, e anche queste figure che sono state considerate dei pugilatori, ma non sono pugilatori, sono delle figure
danzanti, di danzatori che usano uno strumento, un percussore che hanno sulla mano, questo e questo, poi vedremo anche dopo, per colpire lo scudo, scolpire e dare il ritmo alla danza. Non sono pugilatori, prima di tutto perché hanno una fasciatura che interessa tutta la parte dell'avambraccio, non solo la mano, quindi non è e riguarda quindi una mano e non tutte e due, perché i pugili hanno tutte e due le mani fasciate, non una sola mano. E quindi questi sono appunto i guerrieri di Monteprama, cosiddetto eroi di Monteprama, i giganti di Monteprama, e interessantissima appunto la presenza di queste figure con lo scudo, che è uno scudo particolare, che è, vedete, ripiegato, e su questo scudo la mano batte sulla faccia interna per produrre un ritmo. Questo ritmo sarà la base di una danza, come quella dei saltatori, dei guerrieri sacerdoti, i sali romani, che avevano appunto l'ancile, e l'ancile è uno scudo che richiama questo scudo dei sardi. Quindi dobbiamo interpretare queste figure come dei danzatori, come delle persone dei guerrieri sacerdoti che sono impegnati in una danza o stanno per essere impegnati in una danza. Il guerriero viene celebrato in tanti modi, non solo nei bronzi figurati e nella pietra, nelle grandi statue, ma anche in piccoli oggetti come questa pietra che viene da Cosno, che mostra un guerriero con scudo e la spada e ha il gonnellino a coda, che è tipica appunto di una parte dei guerrieri che poi ritroviamo anche nell'Ishardana, che combatterono in Egitto. E quindi vediamo qui invece un altro guerriero raffigurato in un frammento di orcio che ha lo scudo tondo e il giavellotto, o forse anche la spada, ma probabilmente il giavellotto, considerato che non è lunghissimo, che è abbastanza corto. Le armi quindi sono indossate anche da altre figure che troviamo nella produzione bronzistica, e questa è la lancia che viene impugnata da un guerriero all'elmo, oltre che all'elmo con le corna anche lo scudo che rimane dietro, quindi qui non si vede, ed è cacciatore perché porta con sé un animale, probabilmente un muflone, per il sacrificio. Può essere, questo è anche un guerriero perché ha le schinieri, e può essere quindi interpretare questa figura come un Aristeo che è un eroe anche culturale, perché era legato alla caccia, ma anche era Aristeo l'inventore, ed è legato anche ad un episodio interessante, quello del sacrificio di Ateone, figlio Ateone, che viene trasformato in cervo da Artemide e viene azzannato dai cani e quindi ucciso. Questo può essere ancora Aristeo, che appunto porta con sé il cervo che è azzannato al cane e lo offre in sacrificio alla stessa dea Luna, la stessa dea lunare. Artemide è il corrispondente della dea Luna, è il corrispondente greco della dea Luna. Un'altra divinità doveva essere questa col bastone forcuto. È una divinità della Luna, probabilmente, che abbiamo rappresentazioni anche in Egitto, nel vicino Oriente, di divinità con il bastone analogo. In questo caso potrebbe essere anche una divinità dell'acqua,
perché ugualmente la forcella, il simbolo della forcella è legato all'acqua. Questa è una divinità femminile, come indica il rilievo sessuale e probabilmente anche l'evidenziazione dei seni, che non sono le nocche delle mani probabilmente. E quindi un mondo molto vario, quello nuragico, che ci fa vedere diciamo, un mondo religioso molto complesso, un pantheon molto complesso. Ci troviamo di fronte a un politeismo ormai in ambito nuragico di questo periodo del IX-VIII secolo a.C., in sintonia con quello che avviene diciamo nel mondo circostante, nel Mediterraneo. Non c'è più solo la figura della dea e dell'antenato. Qui ci troviamo di fronte a un mondo molto più complesso e variegato. Abbiamo quindi una divinità che beve da una coppa, l'abbiamo visto nel bronzetto di Sardara con l'immagine della sala del consiglio, e la stessa coppa e lo stesso vino che viene versato nella coppa lo troviamo in questo bronzetto da Salio di San Giovanni Suergiu, che è anch'esso un parallelo, un confronto, è un'analogia che porta verso il culto di una divinità del vino, come poi lo è Dioniso in Grecia o Bacco successivamente in Grecia. E troviamo non a caso in questo periodo anche il torchio per il vino trovato a Monastiri, in una capanna databile al IX secolo a.C. Quindi c'è un mondo variegato dove anche c'è questo complesso di divinità. Finora si è parlato sempre di offerenti e così via, non si parla di immagini e di sacerdoti. Ci sono anche sacerdoti, ci sono anche degli offerenti, che bisogna poi capire chi sono questi offerenti, ma ci sono anche le divinità, e questo è stato interpretato giustamente come Aristeo. Aristeo nella letteratura greca è una divinità che porta l'olio, il miele, il latte, i prodotti della natura, e qui troviamo questo bronzo che porta delle sacchette che probabilmente erano i 3 doni di Aristeo, cioè il latte, il miele e l'olio. È un periodo in cui in Sardegna comincia ad apparire la scrittura. Siamo nel IX-VIII secolo a.C. e molti materiali, ceramiche di età nuragica presentano i segni legati ad alfabeti. E questo è il periodo orientalizzante, siamo ormai tra la fine dell'VIII secolo e l'inizio del VII, e molti di questi materiali, che sono caratteristici per la loro decorazione, ma io non mi soffermo su questo, rilevo solo appunto che molti materiali di questo periodo presentano dei segni alfabetici, tanto che è possibile ricomporre un quadro molto ipotetico di quello che può essere l'alfabeto nuragico in questo periodo. Ed è un periodo ancora interessante perché nei villaggi compaiono le terme, degli edifici termali. Queste rotonde con sedile, come è stato detto, e con bacile, in effetti non sono altro che degli edifici termali. A Barumeni è stato trovato vicino a questi edifici, che poi ritroviamo anche a Sedasos Scaros di Oliena, vediamo appunto che cosa? Vediamo un edificio circolare che doveva essere coperto a cupola, ma è interessante il fatto che vicino adesso c'è il forno e una vasca per l'acqua. Dunque doveva essere riscaldata l'acqua e si doveva avere quindi l'acqua calda oltre che l'acqua fredda. Nell'edificio di Sedasos Scaros di Oliena l'acqua arrivava dai doccioni, si poteva fare la doccia sostanzialmente, da una fila appunto di doccioni che ricevevano l'acqua da un canale che poi
si prolunga e arriva verso una vena sorgiva, e quindi c'è un impianto idraulico straordinario. Sono le prime terme sarde queste. Qualcuno ha parlato di sauna, ma non mi risulta che in Sardegna si facciano mai le saune. Non si sono mai fatte, credo, non c'è una tradizione. Questo lo fanno nei paesi nordici, non nei paesi mediterranei, credo almeno. Ma io riporto questo pensiero, ognuno ha le sue idee. È un periodo, questo, di questa fase, in cui ci sono delle case signorili, cioè appunto con queste terme legate alle case, le singole case, quindi non sono terme pubbliche di tutto l'abitato, sono case signorili, perché ce ne sono diverse a Varumini, per esempio, non ce n'è una sola. Questo è importante per sottolineare che è un periodo in cui c'è una trasformazione, perché vengono abbattute le sale del consiglio, quindi c'è un cambiamento epocale, molti villaggi vengono proprio abbandonati e distrutti, e compaiono delle spade che sono tipiche appunto della fase orientalizzante, le spade ad antenne cosiddette, ma che si ritrovano anche in tombe simbole insieme, per esempio a Senorbì, con una corazza. Questo è un corredo da re, e probabilmente è il periodo in cui siamo, diciamo, nella fase dell'VIII secolo fino all'VIII secolo, in cui anche a Roma vediamo nascere appunto la Roma Regia con Romolo, la fondazione di Romolo, e quindi soprattutto il regime, appunto questo momento della regalità che inizia a Roma. E non a caso in questo periodo troviamo proprio delle immagini come il cosiddetto capotribù che ha il bastone del comando, che può essere appunto visto come un re, perché ha il mantello, quindi l'autorità regale, e la spada che è ugualmente un'insegna di potere, ma soprattutto il bastone. Il bastone è l'insegna del comando che fa di questo personaggio proprio un personaggio regale. Sarà una divinità regale, e qui c'è il problema ancora più ampio, più complesso di risalire a chi è effettivamente questa figura che rappresenta il cosiddetto capotribù di Uta di Monte Arcoso, come l'ha definito Lillio. E in questo stesso periodo c'è l'ideologia del figlio che muore, no? E poi risorge. Quindi questo complesso è legato poi alla morte e alla risurrezione della natura, quindi c'è una simbologia nell'ambito di una religione, di episodi religiosi che sono ben noti nel Vicino Oriente, e qui troviamo la bellissima statua, straordinaria statua, che io chiamo di questo Michelangelo sardo, della pietà, della madre col figlio che muore o è già morta in quel momento, che rappresenta proprio il momento culminante della fine anche della stagione agraria a livello simbolico, e poi l'inizio quindi della risurrezione, come nel cristianesimo, no? Con la Pasqua c'è la figura della Madonna e di Gesù che muore, e poi c'è il passaggio al ritorno, quindi alla primavera e il mondo che rinasce. E questa è un'ideologia che è comune ai paesi dell'est del Mediterraneo in questo periodo, ma qui è straordinaria proprio la bellezza artistica di questa statua, di questa statuina in bronzo. È il periodo in cui compaiono anche i cavalli che sono, qui troviamo degli arcieri a cavallo che quindi documentano l'arrivo dei cavalieri. In questo periodo quindi cominciano a diffondersi i cavalieri in questo bellissimo vaso di cavaliere a cavallo sopra il bue, che è stato trovato in Bologna, nella necropoli bolognese di Benacci, Bologna,
ma che è di produzione sarda, perché la ceramica è tipicamente nuragica dalle zone campidanesi del Campidano. E qui troviamo ancora un altro cavallo, in questo caso trovato a Tuppedili, a Villanova Franca, che documenta quindi la diffusione del cavallo in questo periodo, quindi non solo carri ma anche cavalieri. Oltre che il sistema alfabetico, ormai con i segni, molti segni appunto trovati nei vasi e anche in altri contenitori, soprattutto va rilevata anche la presenza dei pesi da bilancia, che quindi consentono di ricostruire il sistema ponderale nuragico, quindi con tutti i valori, perché questi pesi sono segnati, hanno dei segni che li contraddiscono, quindi segno 5, 6 e così via, per cui e poi c'è il peso, la misura del peso, quindi si può risalire al sistema ponderale nuragico fino ad arrivare al talento, quindi al peso più grande che noi conosciamo, appunto il talento. Ci sono solo 2 o 3 diapositive e terminiamo, perché nelle fasi successive, cioè nel VII secolo, troviamo dei materiali, molti materiali nei centri sardi di tipologia fenicia, greca ed etrusca, e insieme a ceramiche riccamente decorate in incisioni, troviamo appunto con varie forme anche molto belle, come queste trovate a Montelladeri di Monastiri, che documenta quindi un'evoluzione, una ricchezza. Ma ormai siamo in presenza di centri post-urbani, sono pochi ma grossi centri che non sono più quei numerosi, straordinari centri dell'età del ferro, ma ormai sono diminuiti come numero, ma sono portatori di quelli che sono ancora i legami con l'esterno, perché troviamo la presenza di ceramiche certamente di importazione, come possono essere appunto quelle greche e etrusche, ma anche ceramiche locali di imitazione di quelle greche ed etrusche. Queste sono ceramiche del VI secolo a.C., cioè alla vigilia di quello che sarà sono ceramiche soprattutto di imitazione ionica, greco-ionica, alla vigilia di quello che sarà poi la sconfitta dei Sardi ad opera dei Cartaginesi e quindi la perdita dell'indipendenza, a parte le regioni interne, le regioni cosiddette degli Iolei, che corrispondono alle Barbagie. Io praticamente ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto, scusatemi la mia voce, non so che cosa abbiate capito, ma se è rimasto qualcosa mi fa piacere. Grazie. Mi è voluto tacitare, ma non ci riuscirai. Già è stato difficile stare zitta perché, insomma, tutte queste suggestioni, è stato un viaggio affascinante, pieno di suggestioni. A me personalmente ha fatto venire voglia di tornare a vedere, per esempio, Sedato Scarros, che adesso lo ricordo con altri occhi, no, ma lei ha avuto il merito di mostrarcele in maniera che certe suggestioni che non avevamo, appunto, oggi le abbiamo ricavate. Io però una domanda gliela devo fare. Allora, dal quadro che lei ha dipinto, comunque si tratta di una popolazione, quella nuragica, che è molto coesa, e tutti questi eventi, anche questi eventi epocali che lei ha descritto, che hanno portato a questi profondi cambiamenti, sono avvenuti quasi in contemporanea, cioè da quello che ho capito, non proprio, però voglio dire, racchiusi in un tempo abbastanza vicino, per esempio la distruzione di nuraghi, insomma non tanto, non ho capito. Quindi questi 600 anni, nell'arco di 600 anni i nuraghi sono stati completamente distrutti, e questo
Non so se funziona questo, sì. La durata della civiltà nuragica fino alla caduta della civiltà nuragica, cioè fino all'ingresso dei cartaginesi, dura appunto dal 1600 fino a 600, in effetti fino a 510 circa, quindi oltre 1000 anni. Però la caduta dei nuraghi, cioè quindi la devastazione, avviene intorno al 1000 a.C., quindi sono dal 1600 al 1000 sono 600 anni di storia di costruzioni dei nuraghi, dai protonuraghi ai nuraghi. Ecco, quindi è un arco temporale piuttosto lungo, all'interno del quale avvengono poi diverse fasi, diversi momenti, perché si passa appunto dal periodo protonuragico, intorno al 1350-1330, si passa al periodo dei nuraghi evoluti, e intorno al 1150 c'è questo cambiamento dei nuraghi che si rafforzano e quindi hanno bisogno di nuove strutture difensive, come è venuto a Barumini, e poi la caduta dei nuraghi che avviene intorno al 1000 a.C. E poi ci sono le varie fasi appunto del periodo delle aristocrazie, cioè quelle in cui ci sono le sale del consiglio nei villaggi che sostituiscono sostanzialmente i capi tribù nel potere che esercitavano nei nuraghi, che adesso ovviamente non possono più esercitare perché i nuraghi vengono abbattuti e in parte anche trasformati in tempio, come abbiamo visto, in tempio. Sì. Mi è piaciuto, quindi comunque ci sono anche delle fonti che li cita nei suoi scritti, che attestano che appunto i sardi erano conosciuti e avevano una loro identità, soprattutto mi ha incuriosito appunto la descrizione di Cicerone, che di fatto non ci descrive tanto bene, ma ci restituisce un'identità molto forte, nonostante non ci tratti molto bene come ci fosse. Sì, certo. Cicerone dice una vox, cioè una sola lingua, una natio, cioè una sola nazione, quindi un solo popolo. Poi ci descrive in malo modo, ovviamente, perché la nazio, la lingua, il popolo molto diverso da loro, da quello latino, e quindi descrive molto male i sardi con la mastrucca, Cicerone. Mentre altri elogiano, al contrario, la Sardegna ed elogiano i sardi. Li elogiano perché sono stati, come fa Diodoro Siccolo, in grado di combattere contro i romani e di mantenere la loro libertà fino ad allora. Questo lo dice Diodoro Siccolo, perché pensa che i sardi quindi siano una grande popolazione, capace di lottare anche contro potenze come i cartaginesi prima, che avevano combattuto con i sardi. Inizialmente sono stati sconfitti i cartaginesi e poi successivamente c'è stata una nuova battaglia e loro anche sul mare, e si sono insediati in Sardegna, a parte sempre le regioni montane, le Barbagie in particolare, ma forse anche qualche altra regione. Quello che conta appunto è che c'è questo spirito di lotta dei sardi che è legato alla presenza, all'assenza di una nazione forte, cioè è un popolo. In effetti i popoli sardi erano diversi, ma erano uniti al tempo del periodo nuragico, non solo perché la cultura è comune a tutta le espressioni culturali sono comuni a tutta l'isola, ma anche perché ci sono le stesse fonti antiche che parlano di accordi tra le popolazioni sarde e quindi addirittura di unioni tra di loro con vincoli di sangue, e quindi la popolazione si unisce e diventa una sola. In effetti i sardi
sono stati sempre chiamati sardi dalle popolazioni esterne, non sono stati chiamati con altri nomi. E anche il nome della Sardegna è stato sempre quello di un nome simile a quello della Sardegna. Ce lo dicono diverse fonti, già a partire dal Neolitico addirittura si fa risalire la denominazione della Sardegna, questo ce lo dice Pausani, ce lo dicono altri autori. Ma appunto i sardi, pur venendo da fuori, perché è chiaro la Sardegna non può che essere popolata da gente che già conoscevano la navigazione e venivano in Sardegna, tuttavia i sardi si sentono tutti sardi nel loro insieme nei confronti di coloro che abitano fuori dall'isola. Cioè sono sardi tutti quanti i popoli, così come avviene adesso. Sono sardi i nuresi, i barbaricini, i galluresi, i campidanesi e così via. Quindi c'è un'unità nella popolazione. Questo avveniva già nell'età nuragica, perché emerge poi da tutta una serie di cose. Io non posso stare a raccontare qui, soprattutto dalle fonti letterarie e delle varie citazioni che sono interessantissime, ma è un discorso straordinario questo, che fa vedere come la civiltà nuragica non era solo una civiltà di cocci e di architettura, ma anche una civiltà storica importante, perché il riconoscimento degli Sardani con i Sardi implica una cosa fondamentale, cioè i Sardi erano diciamo il popolo più importante alla fine del XIII secolo nel Mediterraneo. Che vuol dire questo? Perché la caduta dei regni micenei, dei regni ittiti, degli Egitti e lo stanziarsi dei popoli del mare con a capo gli Sardani, perché è il popolo principale dei popoli del mare, significa appunto un ruolo formidabile di carattere storico dei Sardi in quel periodo, intorno al 1200-1180 a.C. Quindi è una storia questa straordinaria. E quindi bisogna guardare la civiltà nuragica con occhi diversi, non solo con gli occhi dei cocci, con gli occhi delle statuine e con gli occhi dell'architettura, ma anche con gli occhi della storia. Grazie. Non so se magari qualcuno di voi vuole approfittare per fare qualche domanda. Circa appunto di Sardana, cioè il popolo del mare. La mia curiosità è questa: da chi era costituito questo esercito? Cioè, erano i migliori guerrieri di ciascuna tribù? Oppure era una tribù o un popolo a sé stante, come può essere Sparta, che era dedita alla guerra, facevano solo quello, avevano gli schiavi che si occupavano dell'organizzazione delle libere, diciamo. Allora occorre tenere presente che le fonti egizie parlano degli Sardana sempre come un popolo solo, di Sardana, facendo riferimento solo agli Sheikh Elesh, che a mio avviso sono i siculesi che abitavano l'area, la regione costiera sudorientale, cioè la zona della Quirra e insomma questa fascia qui. Quindi rappresentano un popolo omogeneo, però quando portano i doni, per esempio i principi delle isole, cui occorre riconoscere Sardana, si citano i principi, cioè non c'è un capo solo, ci sono quindi diversi capi, diverse comunità, ed è un fatto importante questo. Si può spegnere questo per cortesia, perché questa è la luce del... no, va bene, vabbè, c'è anche ancora questa, non un attimo solo. Dunque, sì, no, siccome sono... Dicevo, c'è un riferimento quindi sempre al popolo degli Sardana e ai principi, quindi diversi comandanti, diversi capi. E occorre tenere presente quindi che in questa fase in Sardegna c'erano certamente diversi popoli, c'erano i Corsi, c'erano i Baleri,
e c'erano gli Olei o gli Ensi, e quindi nelle diverse regioni, Gallura, nel Logudoro e quindi nel Campidano e nella Barbagia. Però c'era uno spirito unitario sostanzialmente, e questo è avvenuto, questo spirito unitario si è formato proprio in età nuragica, probabilmente perché per organizzarsi, questa citava appunto la questione dei guerrieri, per organizzarsi, per combattere le nazioni più forti del tempo, certamente non bastava una piccola comunità, ci voleva un esercito forte, e infatti si parla appunto di migliaia di caduti tra gli avversari degli egizi, ma per l'organizzazione è da tenere presente che in Sardegna c'erano almeno una quarantina, a giudicare dai nuraghi con cinta esterna, una quarantina di capi tribali, almeno una quarantina, 40, 50, i quali dovevano organizzarsi e collegarsi tra di loro, e quindi, perché ovviamente è uno sforzo considerevole, avevano una flotta importante che veniva ovviamente elogiata già da Ramesse II, quindi intorno al 1280 a.C., ma chiaramente bisognava allestire l'esercito. Ora, nei castelli nuragici dotati di cinta esterna, quindi non solo col bastione ma anche con la cinta esterna, dove c'erano altre torri, c'era la possibilità di alloggiare almeno 200-300 persone, e moltiplicando questo numero, solo quello dei nuraghi, senza contare i villaggi, eccetera, si arriva ad una cifra considerevole, si arriva a 80.000 addirittura guerrieri, una parte dei quali dovevano rimanere in Sardegna necessariamente per la difesa locale, tra le varie tribù. Qualcuno poteva approfittarne magari per ampliare il territorio a spese di altri, ma certo c'era in quel periodo una certa collaborazione reciproca, e quindi anche questo spiega perché siano stati fondati tanti nuraghi e tanti castelli, perché se c'era una fase di belligeranza interna era difficile che ciò fosse possibile. Evidentemente c'era un programma di costruzione anche di nuraghi, di villaggi, eccetera, che consentiva di avere delle condizioni non bellicose, quindi un periodo di pace, e questo ha portato proprio anche i popoli a unirsi. Ma ripeto, l'esigenza di fare delle guerre da parte dei sardi, prima emigravano perché c'è un'esigenza interna, le esigenze erano diverse. Io ho legato queste esigenze con il fatto che i sardi, nelle comunità dei giovani, erano costretti a emigrare insieme ai principi, perché chi ereditava il potere non era il figlio del capo, il figlio del re, ma era colui che sposava la figlia del re. Quindi, nella sostanza, c'era un regime matrilineare, non matriarcale, attenzione, che sono due cose diverse. Cioè la successione avveniva, come nelle fiabe, con il principe che sposava la figlia del re e diventava re. E questo però portava i figli del re a emigrare, perché non potevano competere e contendere con il nuovo re, che era a termine, peraltro. Cioè è tutto un sistema abbastanza complesso, questo sistema ereditario del re sacro cosiddetto, che porta quindi a delle considerazioni, delle conclusioni, in particolare porta all'emigrazione di una parte della popolazione. Gli Shardana, che vanno a militare come mercenari in altri eserciti, compresi quello prima di Tutmosis III e poi di Ramesse II in Egitto, è chiaro che hanno dei problemi all'interno, problemi di carattere sociale, quindi non solo legati
ad esigenze economiche, ma io credo ad esigenze sociali e politiche che emergevano in quel periodo. Forse ho dimenticato qualcosa nel rispondere. Ci sono altre domande? Prego. Non si avvicini per cortesia, non sento. No, non ho capito. Si può avvicinare? Se si può avvicinare. Posso anche alzare la voce? Se... No, sì, dai. Sì, ma dovrei alzare anche l'orecchio. Ma quindi vado lì? Sì, venga. Io vorrei capire questi... E così sentono anche gli altri. Sì, gli Sciardana che lei dice sono dei mercenari, All'inizio. quindi Poi facevano combattono i in proprio. mercenari con quale tornaconto? Cioè cos'era quello che avevano in cambio per combattere per un altro regno? Erano mercenari ed emigravano perché combattevano per avere nuove terre. E infatti si insediano in Egitto, in vari territori della valle del Nilo, per esempio il papiro Wilbur fa riferimento agli Sciardana, a centinaia di Sciardana che sono insediati appunto nella valle del Nilo in vari distretti, e cita anche i nomi degli Sciardana. Questi Sciardana che hanno anche il loro dio, hanno un dio specifico degli Sciardana in un tempio che hanno lì in Egitto, il tempio di Penapu. Quindi la necessità di emigrare è legata a quella di avere nuove terre, perché in Sardegna non potevano avere le terre, perché nessuna tribù li ospitava, quindi erano giovani insieme ad altri giovani che dovevano avere in cambio il luogo dove stanziarsi. E lo cercarono anche dopo, perché dopo che combatterono contro gli egizi, mentre prima erano mercenari, dovevano ugualmente emigrare, andare fuori e quindi a occupare nuove terre. E queste sono le battaglie degli Sciardana per avere nuove terre in cui insediarsi, a Cipro, Creta, in Laconia e così via, nel vicino Oriente, in Galilea, come raccontano sia i testi letterari sia i documenti del tempo. Va bene? Mi ha fatto venire in mente una cosa. Lei dice che non sia testimonianza del fatto che gli Sciardana mercenari combattessero contro gli Sciardana non mercenari. Non si sono mai combattuti fra loro. Io vedo che qualcuno scrive questa cosa, che gli Sciardana combattevano tra di loro. Assolutamente no. Non c'è un solo episodio in cui compaiono delle raffigurazioni, o anche qualche scritta, da cui si evince che gli Sciardana combattessero tra loro. Mai, non c'è nessun riferimento. Questo, anzi, ci sono delle ragioni per dire che in Egitto, lo stesso Egitto, ha mantenuto il regno perché c'erano i Sciardana già insediati. Mentre gli Ittiti sono stati dispersi totalmente, ha perso anche il regno, i Micenei la stessa cosa, l'Egitto ha potuto mantenere il regno, cioè i re hanno continuato nella loro successione diciamo dinastica, al contrario di quello che è avvenuto in altre regioni dove appunto hanno combattuto i popoli del mare. Quindi l'Egitto è l'unico che è rimasto, ed è rimasto verosimilmente appunto perché c'erano i Sciardana che allora avevano dei ruoli importanti nell'esercito, nella società dopo 3 o 4 generazioni, perché emigravano in Egitto non solo i soldati, no? Ma anche i principi, cioè gente che era già considerata a livello sociale. Quindi non dobbiamo considerare solo
gli Sardana come soldati mercenari così, che avevano un ruolo secondario. Tant'è che gli Sardana facevano parte della Guardia Reale, cioè erano ufficiali dell'esercito di Ramesse II e degli altri re successivi. Quindi avevano dei ruoli sociali importantissimi. Grazie. Ci sono due domande. Vi avvicinate, vi dispiace? Una curiosità, come mai nello stesso periodo in Egitto avevamo le scritte con i geroglifici, invece con gli Sardana e col popolo sardo si dice che non abbiamo niente? È così o c'è qualche cosa che non conosciamo? È proprio così. In quel periodo arrivano in Sardegna solo dei lingotti con dei segni di scrittura, no? Segni di scrittura cipro-minoica e così via. Degli Sardana noi non abbiamo nessun documento scritto. Non c'è nessuna corrispondenza tra gli Sardana, corrispondenza scritta tra gli Sardana, gli Egizi e gli altri popoli dove sono stati. Abbiamo iscrizioni in egizio dei capi delle fortezze Sardana, che erano sardi, che erano Sardana ugualmente, ma scritte in Egitto, e ci sono dei riferimenti per esempio a capi Sardana a Ugarit scritto con la lingua in scrittura ugaritica. D'altronde in Sardegna il riferimento alla scrittura proto-sinaitica è assurdo. Non solo usano la scrittura ma anche la lingua addirittura, e sono tutte, le traducono come se parlassero, i sardi parlassero una lingua vicino orientale, tipo quello. Tutto questo non ha ragion d'essere. Certamente, ripeto, gli Sardana, se sono i sardi, indicano che gli Sardana, e quindi anche i sardi, non avevano una scrittura propria in questo periodo, al tempo degli Sardana, perché, ripeto, non c'è nessuna corrispondenza scritta, nulla. Nessuna lettera. È strano, col ruolo e l'importanza che avevano i Sardana, che non abbiano usato la scrittura, se ce l'avessero, se l'avessero avuta. Questo è uno degli argomenti per dire che in Sardegna assolutamente, ma d'altronde l'archeologia dell'età del bronzo non ci dà assolutamente degli elementi recuperati dagli archeologi, ben inteso, che ci indicano che i sardi scrivevano in quel periodo. I primi segni di scrittura certi li troviamo a partire dai materiali di importazione dell'undicesimo, ma dei materiali nuragici sicuri e certi a partire del IX-VIII secolo a.C., non prima, che è il periodo dell'uso della scrittura in Etruria, in Grecia, cioè quando si diffondono gli alfabeti, perché c'è stato un periodo in cui la scrittura sillabica è stata abbandonata anche in Grecia, e in Occidente non si è mai usata la scrittura fino a quella etrusca, e a questi segni che sono lo stesso molto antichi rilevati nei materiali nuragici, molto antichi per l'Occidente ovviamente. Però purtroppo se li avessi visto, gli altri archeologi li avessero visti questi elementi della scrittura, insomma, l'avrebbero rilevato. È così importante perché non avrebbero dovuto dirlo. Non solo perché non capiscono, si sarebbero rivolti a qualche collega che conosce le scritture, insomma, non è così un discorso. Prego. Abbiamo un'altra domanda, però no? Buonasera professore. Siete ancora stanchi? Sì. Allora, noi sardi moderni ascoltiamo sempre con orgoglio e con ammirazione le conoscenze che
che ci giungono sulla civiltà nuragica, no? Mi chiedevo però se, in base anche agli studi genetici fatti magari sui resti umani ritrovati nelle tombe dei giganti e agli studi scientifici, comunque se possiamo considerarci diretti discendenti di quel popolo, noi sardi moderni, o se quel popolo invece si è estinto insieme ai nuraghi. Allora, gli studi genetici, che ovviamente devono ancora avere un percorso lungo, ci dicono che nella Barbagia il 50-60% della popolazione deriva dai nuragici. Hanno gli stessi caratteri genetici sostanzialmente, per in quantità elevata. Io ho fatto l'analisi del DNA e risulta circa l'80% sardo e poi con briciole provenienti da varie parti. Per dire, io non so se gli altri l'hanno fatto questo, dovreste farlo tutto per vedere un po' qual è la situazione genetica di ciascuno di voi. Ma dico questo per dire che i sardi, a parte gli arrivi esterni, ma l'interno sostanzialmente è rimasto quello. Sono venuti sopraggiunto dei colonizzatori, dei guerrieri che hanno imposto con le armi, con la forza superiore in quel momento, hanno imposto il loro potere, ma la massa della popolazione è rimasta quella di prima, che poi risale ad epoche prenuragiche in gran parte, risale agli olei che vengono citati appunto dalle fonti letterarie greche, ai balari che erano solo gli iberi di origine iberica e ai galluresi che sono di origine corsa sostanzialmente, ma tutti di origine sarda, nel senso che rappresentano radici della Sardegna molto antiche. Quindi, se non ho capito male, noi di questa zona saremo nipotini di Enea, così. E questo bisogna appunto valutare, perché ci possono essere influssi. Cagliari è sempre un miscuglio, ovviamente, ma man mano che si sposta verso l'interno cambia tutto, insomma, cambia già. E anche i caratteri diciamo, somatici delle persone lo indicano, che i sardi sono in parte vicini. Io mi sono confuso con una bronzetto nuragico in questi giorni, scusi. Non sto scherzando, ovviamente. No, il fatto è che effettivamente anche dal punto di vista somatico ci sono dei caratteri per cui c'è una vicinanza. Io ho proprio visto, esaminato tutta una serie di persone che provengono dalla Barbagia e così via, con le immagini dei guerrieri sia sciardana sia dei guerrieri raffigurati nella bronzistica nuragica, che effettivamente richiamano sono questi caratteri che emergono, insomma, che assomigliano a certi caratteri proprio evidenti, proprio di somiglianza. Non c'è da meravigliarsi. Solo che il Sardi è un'isola. La Sardegna, mentre altrove la popolazione ha viaggiato molto di più spostandosi, Sardegna è rimasta, e poi è anche nel carattere sardo questa resistenza all'esterno, insomma, perché è una resistenza silenziosa molto spesso quella dei sardi. Prego. Siamo resilienti. Ci sono altre domande? È una domanda che si fuori un po' da questo contesto, però abbiamo analizzato, abbiamo visto diversi sia materiale ceramico sia diciamo delle armi metalliche. Però la Sardegna noi sappiamo che era ricca d'alberi. Tra questi alberi il sughero è uno di quelli che è l'estinto più a lungo, i sugherini. Però non c'è traccia nella storia dell'utilizzo di questo materiale, che è un materiale che si presta per tantissime cose. Ma io ho visto anche i disegni che facevano degli art, ma il sughero non l'ho visto quasi mai, eppure è un materiale che si presta.
C'è traccia di questo qui nella ricerca che avete fatto sulla storia del popolo? A Barumeni, il professor Di Riva, aveva già trovato del sughero in strati nuragici, quindi sono delle sorte di tavolette scritte. Qualcuno ha pensato che fossero anche scritte queste, ma non sono scritte. Ma c'è, no, non si è ritrovato. Anch'io ne ho trovato del sughero, lo stesso nello scavo di Sumulino di Villanova però in strati più recenti, perché non sempre si conserva il sughero, perché è un materiale che in genere è appunto resistente in alcuni ambienti, in altri un po' meno, quindi dipende dall'umidità, da tante cose, quindi non è che non fosse utilizzato, certamente era utilizzato. Come corazza, ma i dati che riguardano le analisi proprio sulla vegetazione, la paleobotanica e così via, rivela la presenza della quercia e di altri alberi che sono tasso e di altri alberi che si trovano appunto in Sardegna. Ma d'altronde le notizie della letteratura antica parlano appunto di presenze boschive importanti, d'altronde la caccia si può esercitare solo in certi ambienti, no? Quindi è chiaro che c'erano i boschi, c'erano le foreste, c'erano quindi dei luoghi in cui era possibile coltivare, e infatti si parla per l'età nuragica di frutteti, vigneti, eccetera, prima appunto già dell'arrivo dei cartaginesi, proprio si fa riferimento all'epoca nuragica, anzi i cartaginesi avrebbero, così come poi i romani, avrebbero distrutto i frutteti e gli alberi da frutta appunto per la monocultura ceraricola, no? Legumi, eccetera. Quindi c'era un mondo diverso. La Sardegna aveva tante possibilità anche economiche, quindi nell'agricoltura e nella pastorizia, nell'allevamento già da allora, perché si vede, mangiavano molta carne in vari periodi, questo è evidente proprio dagli scavi, quindi c'era una certa, diciamo, dimensione economica e anche un certo benessere. Nell'età del ferro stavano benissimo. Diodoro Siculo parla di eudaimonia, felicità, quindi era una comunità felice, erano le popolazioni di questo periodo, c'era la felicità, quindi c'era tutto, non solo c'era il commercio, ma ripeto, è l'epoca che deriva dal momento in cui i sardi si appropriano del rame e circa una grandissima quantità. È come se oggi fossimo i produttori del petrolio, oppure avessimo l'esclusiva dei pozzi petroliferi di una regione. È la stessa cosa per quel periodo, per la Sardegna. Un'altra cosa, abbiamo visto che di tanti animali selvatici, più che altro la pecora, quando è arrivata in Sardegna? Sì. Allora, prima era diffuso soprattutto la capra e poi si diffonde la pecora, perché si vede per il latte era più conveniente la pecora che non la capra. Ma inizia con la capra, si vede le raffigurazioni che troviamo della capra, dell'ariete, viene lo stesso raffigurato già nel Neolitico, e quindi a partire dal IV millennio a.C. ci sono già raffigurazioni di questi animali. Il muflone, la stessa cosa, viene già raffigurato. Quindi è un mondo che nasce presto in Sardegna. D'altronde, con l'arrivo delle prime popolazioni del Neolitico, e già prima anche nel Neolitico, è chiaro che si portano appresso anche tutto quello che consente poi l'allevamento, quindi la vita quotidiana, quindi non viaggiavano solo con le persone, ma si portavano appresso anche gli animali, i semi delle coltivazioni per coltivare e così via. Quindi ancora tenere presente questo fatto, cioè non era un deserto la Sardegna, certamente non lo era già in età prenuragica e tantomeno lo era in età nuragica, anzi è il contrario. La Sardegna gode di un clima favorevolissimo, quindi non solo c'erano
c'erano i prodotti del mare, i prodotti degli stagni, no? Le ricchezze. Dico, ma c'erano le ricchezze delle aree interne, di ogni tipo, di ogni genere. Non a caso fa venire Aristeo, che era il dio delle produzioni della vegetazione, della caccia e così via. Quindi si riconosceva già da parte dei greci che c'era una Sardegna ricca di tanti prodotti, animali, vegetali e così via. Ovviamente le ricerche di paleobotanica e di archeogeologia devono proseguire perché siamo ancora all'inizio su questo piano. Però, per esempio, è stata fatta la scoperta che il vino è già coltivato, che è già prodotto almeno a partire dal 1300 a.C., cioè per dirne una, insomma, no? Prego. Volevo sapere cosa è rimasto della lingua di quel periodo. Qui ci vorrebbe linguistica, ci vorrebbe Giulio Paulis, il mio amico collega, glotologo. Sono rimaste molte parole, soprattutto nella toponomastica. Parole nel lessico, cioè nella lingua parlata, pochissime. Qualcuna forse, poche. Della lingua invece della toponomastica, soprattutto all'interno, ci restituisce tantissime parole del passato, nuragico e prenuragico dei vari popoli. C'è da dire, da ricordare che gli studi di Blasco ha evidenziato, del linguista, ha evidenziato un legame forte con la penisola iberica, in particolare con l'area basca, per tutta una serie di toponimi. Però è un confronto che è limitato, cioè molti altri confronti non si spiegano con la lingua basca, quindi ci sono relazioni col mondo iberico da un lato, ma anche relazioni con altri popoli. A giudicare dalle ricerche archeologiche si deve prospettare un legame concreto, anche dal punto di vista genetico c'è, è l'Egitto. Ma sono solo dei dati che hanno bisogno di nuovi supporti, nuovi puntelli, perché il dato linguistico non è semplice da rilevare, perché non essendo parlata oggi la lingua sarda, è chiaro che la lingua nuragica, è chiaro che è difficile rintracciare anche quali sono poi i luoghi da cui discendono appunto queste parlate nuragiche. Un problema grosso questo. Allora, grazie, lei è stato generosissimo, disponibilissimo, sono veramente contenta perché è già da un po' che cercavamo appunto di incontrarla, che avevo questa grandissima aspettativa di incontrarla, questi due incontri ci hanno dato proprio la cifra di quanto appunto questa aspettativa è stata soddisfatta, sono davvero contenta di avuto questi incontri con voi. Vorremmo darle un piccolo dono per ringraziarla di questa serata, però chiamo il nostro assessore per la consegna. La ringrazio tutti. Mi conviene venire tutti i giorni. Se continuate a farmi doni, ringrazio. Grazie a voi. Sì. Grazie. Quindi vorrei però, prima che andiate via, ricordarvi che c'è ancora un altro appuntamento con questo ciclo di conferenza organizzato da Per la Vita e sarà il 14 giugno, venerdì 14 giugno, incontreremo il professor Attilio Mastino e il professor Raimondo Zucca che ci parleranno della Sardegna punico-romana, quindi vi do appuntamento a questa prossima data e ancora grazie a tutti quanti.